Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Una puntata davvero speciale, quella odierna. Siamo a Rio San Martino per festeggiare questa festa del radicchio davvero stupenda, che di anno in anno stupisce, ma è speciale perché compie 30 anni. E siamo con Lorenzo Michelan, presidente della Proloco di Scorzè, a intanto spegnere queste 30 candeline. Ce ne saranno sicuramente altre 30, ma iniziamo a ricordare 30 anni fa. Fu un furore di popolo, un gruppo di amici che vedevano questo radicchio che non era valorizzato nel nostro territorio del comune di Scorzè. È partita così, in questo proprio sito, in questa piccola piazza che adesso è più grande come vedete, è partito con un carro e con del radicchio sopra. E qui avevamo una vecchia osteria, avevamo un gruppo di amici che si dava da fare e con le giostre abbiamo messo in piedi la prima mostra del radicchio di Treviso. Ecco Lorenzo, voi siete sempre stati quelli coraggiosi, che hanno sempre fatto delle sfide, che hanno guardato sempre avanti. Infatti la vostra mostra parla di cultura del territorio, oltre che di enogastronomia, ma anche di tanta solidarietà. Beh, certamente dai primi anni siamo partiti, il secondo e il terzo anno abbiamo fatto un gemellaggio coraggioso, abbiamo sposato il nostro radicchio con l'olio del Salento e abbiamo avuto come ospiti della Camera di Commercio di Venezia a quel tempo, che era al nostro fianco, e la Camera di Commercio di Lecce, in cui poi siamo stati ospiti giù e abbiamo portato il nostro radicchio, che nel Salentino proprio non lo conoscevano. Nella Firenze del Sud abbiamo portato la nostra cultura del radicchio. Infatti Lorenzo, questi gemellaggi poi alla fine ripagano, questo scambiarsi informazioni, questa crescita culturale reciproca. È in corso dopo 30 anni un altro gemellaggio con Fivizzano. Fivizzano ha dei prodotti DOC. Il miele di acacia, il miele di castagno è uno dei migliori d'Italia e l'abbiamo così fatto non a caso, ma anche per un altro motivo. Vicino a lì ci sono le cave del Marmo di Carrara, che oggi ce ne hanno portato una vela grandissima, ecco, per scolpire in questa vela la nostra tradizione del radicchio. Ecco, credo che questi prodotti non fanno altro che valorizzare i nostri territori italiani. Avremo tutta questa puntata per appunto parlare di questi straordinari prodotti. Ringraziamo Lorenzo Michelan della Proloco di Scorzè. Ci fermiamo qui, un servizio di cronaca trevigiana e poi ancora tanto Rio San Martino. Grande successo per la Maratonina di San Martino a Paese, giunta alla sua quarta edizione. Un trionfo testimoniato dalle oltre 800 persone che hanno preso parte all'evento podistico. Vittoria per il ruadense Eric Sabaire. Tra le donne affermazione per Giovanna Ricotta. Sentiamo il presidente dell'Atletica Quinto Mastella, Serafino Guidolin, uno degli organizzatori dell'evento. Quest'anno direi che è andata benissimo, abbiamo aumentato i nostri iscritti di 200 unità, quindi il nostro lavoro è premiato perché è un lavoro fatto con molta professionalità. Soddisfazione espressa anche dall'amministrazione comunale di Paese per questa grande giornata di sport e aggregazione. Ai nostri microfoni l'assessore allo sport, Giorgio Fabio Carraro. Credo che il comune di Paese, adesso non per dire che noi siamo molto attenti a questi tipi di manifestazioni, ma a tutti gli eventi che stiamo organizzando nello sport, perché questa poi è una manifestazione sportiva, ma anche agli eventi del sociale. Noi ci teniamo molto e fare aggregazioni per noi è una cosa importantissima. Come ormai tradizione, la Maratonina di San Martino ha preso il via dal BHR Hotel. Sentiamo quindi il titolare Roberta Basso e il direttore Tiziano Simonato. Devo dire che è un appuntamento che rappresenta un motivo di orgoglio e di felicità, perché è in concomitanza della prima apertura del BHR Treviso Hotel e quindi mi fa felice essere presente qui oggi. In questo caso con Maratonina è un'opportunità anche di far incontrare i cittadini residenti nella nostra struttura, di farla provare, perché in effetti non è soltanto un luogo di ospitalità per coloro che
vengono appunto nel nostro territorio per soggiornare, ma anche per coloro che ci vivono. Presente alle premiazioni l'ex campione di pallavolo Lorenzo Bernardi. Eccolo ai nostri microfoni. Organizzando una mini maratona con più di 850 partecipanti significa che Treviso e dintorni possano avere un grande appeal, una grande attrazione soprattutto per queste manifestazioni. La Maratonina di San Martino fa parte dei festeggiamenti per il santo patrono di paese. Previsti eventi culturali ed enogastronomici, tra cui spicca San Martino tra i sapori d'autunno. Manifestazione che raggiungerà il suo culmine domenica 13 novembre. Grande artefice di questi eventi è la Proloco di paese. Sentiamo il presidente Paolo Badesso che sottolinea l'impegno della Proloco. Lo dice la parola stessa, il significato sta a testimoniare la disponibilità e il servizio per la valorizzazione del territorio. Valorizzazione che avviene sotto vari punti di vista, dal punto di vista culturale innanzitutto, ma anche di aggregazione sociale, e questo ci teniamo a sottolinearlo sempre. Rientriamo in questo studio ideale dedicato al territorio, al radicchio, alla cultura che questo territorio appunto sa esprimere. Siamo a Rio San Martino di Scorzè con quel sindaco che ha in corso oggi un gemellaggio con Rio San Martino appunto, il sindaco di Fivizzano, Paolo Grassi. Buona giornata e benvenuto in questa splendida cornice, immagino sia d'accordo. Certo, buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori vostri. Certamente per me è un'occasione importante per far conoscere il territorio del comune di Fivizzano. Il comune di Fivizzano è in Lunigiana, nella provincia di Massa Carrara, in Toscana. È quel lembo di terra a confine tra la Liguria e l'Emilia Romagna. Noi veniamo oggi a questo gemellaggio importante perché crediamo intanto nel gemellaggio tra comuni, ma allo stesso tempo far conoscere i territori. Quindi noi abbiamo bisogno di far conoscere il territorio della Lunigiana proprio qua nell'ambiente trevigiano, nell'ambiente... In questo caso, sindaco, sono i prodotti, no, che si parlano. L'anno scorso anche un talk show con Beppe Bigazzi che ritornerà anche quest'anno il 19 novembre qui a Rio San Martino per un altro talk show. Quali sono i vostri prodotti forti? Il nostro prodotto è forte, non c'è dubbio che sia il miele della Lunigiana d'Opa, perché è l'unico miele italiano sia per quanto riguarda l'acaccio che per quanto riguarda il castagno. Poi abbiamo molti prodotti tipici in Lunigiana, a partire dall'agnello di Zeri, la marocca di Casola che è un pane di farina di castagne e di grano, abbiamo il famoso lardo di colonnata che ormai è un prodotto sublime in tutti i territori a livello internazionale, oltre a questi dal fagiolo al bigliolo, le focaccette. Allora sindaco, grazie, la festa va avanti, noi ci fermiamo qui, un altro servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanto Rio San Martino. Oggi vi voglio presentare un vino del territorio, un vino della zona Doc Piave, è il Pinot Grigio Campe Dei 2010 della cantina Viticoltori del Piave. Voglio dire, è un vino che appartiene al territorio da questo punto di vista. Se penso al colore, è un colore giallo paglierino abbastanza intenso e cristallino, ha una discreta consistenza che vuole dimostrarmi appunto il suo equilibrio fra partecipazione dell'alcol e della glicerina. Il naso è fruttato, ma è anche floreale. Al naso ci dimostra di essere un Pinot Grigio con quelle sue caratteristiche olfattive che mi riportino al lievito, alla crosta di pane. L'idea poi che ci sia una concreta intensità e una discreta complessità che giustamente appartiene al tipo. Gusto secco, gusto morbido, gusto sapido, gusto fresco che alla fin fine mi riporta a quel vino di corpo che in fin dei conti appartiene al Pinot Grigio. E quel finale amarognolo che mi porta un po' all'idea di pensare al fatto stesso che devo in ogni caso concretizzare con queste sensazioni di lievito e di crosta di pane. Io lo accompagnerei con delle paste ripiene alla ricotta, con delle erbette stagionali.
Il vino di oggi è un prosecco frizzante e l'azienda è la società agricola I Padroncini dei fratelli Lorenzon. Siamo a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico del nostro territorio. Tipico del vitigno prosecco, questo giallo paglierino con riflessi verdi. Presenti anche le bollicine, numerose, al naso. I profumi sono certamente generosi, legati al mondo della frutta, la pera e la mela. Bella anche questa sensazione di mandorla acerba nel finale. Proviamolo in bocca. L'esordio in bocca è certamente buono, con profumi retroolfattivi legati al mondo della frutta e anche dei fiori. Certo, un vino un po' spensierato, forse il vino della nostra tradizione, il vino delle famiglie o della compagnia. Servire fresco, in abbinamento con un'insalata di pollo e verdure. Evviva! E terminiamo qui questa prima parte di Cronache Trevigiane dedicata a Rio San Martino, questa festa del radicchio. Nella seconda parte andremo un po' in profondità, ma come viene prodotto il radicchio rosso di Treviso? Lo scopriamo tra poco. Grazie alle sperimentazioni attivate dalla provincia di Treviso nell'ambito del progetto europeo Q-Aging, essere anziani oggi è una risorsa. Per informazioni rivolgiti agli sportelli dell'Ufficio Politiche Sociali presso la sede della provincia di Treviso. Q-Aging, 60 anni di qualità. Grazie alle sperimentazioni attivate dalla provincia di Treviso nell'ambito del progetto europeo Q-Aging, essere anziani oggi è una risorsa. Per informazioni rivolgiti agli sportelli dell'Ufficio Politiche Sociali presso la sede della provincia di Treviso. Q-Aging, 60 anni di qualità. Ed eccolo qui il corteo che apre questa seconda parte di Cronache Trevigiane con il coordinatore di questa festa di Rio San Martino del radicchio, una festa davvero emozionante che anno dopo anno cresce e qui festeggiamo i 30 anni. Allora non sei solo Luigino, ci sono altri collaboratori da ricordare. Sì, chiaro, io rappresento un gruppo che direi meraviglioso che sa dare ogni anno, diciamo così, il meglio di se stesso con sfide di tutti i tipi, ma soprattutto legate a quelli che sono gli obiettivi nostri, la promozione del territorio e il radicchio. Questo gruppo sa darci sempre obiettivi importanti, speriamo che anche quest'anno di riuscire a portarli a termine, ma sono convinto di sì. In quanti siete che fate volontariato per questo territorio? 250 persone circa. A coordinare con te anche un'altra persona molto importante. Gestire questa manifestazione diventa sempre più impegnativo e sempre più difficile e quindi ci dividiamo, siamo io, Luigino Micheletto e Ottorino Pesce, che praticamente con me. Quindi complimenti lavora. Anche a Ottorino. Guardando al proseguo di questa manifestazione che chiuderà il 20 novembre, ci sono appuntamenti da ricordare? Guarda, gli appuntamenti sono veramente molti. Vorrei proprio sottolineare la collaborazione con il Maffioli di Castelfranco Veneto per la serata cosiddetta Gala del Radicchio, che è un appuntamento ormai che si consolida negli anni. Luigino, proprio in conclusione ci sarò anch'io il 19 novembre, grande talk show con Beppe Bigazzi. Beh sì, lì praticamente il terzo fine settimana sarà un qualcosa di molto molto importante, che praticamente
va, diciamo così, ad affermare in maniera decisa quelle che sono le motivazioni della manifestazione con questa rassegna enogastronomica, la strada del radicchio incontra, che come dicevi tu poi ha il suo momento importante anche nel talk show del 19. Allora, grazie a Luigino Micheletto, grazie a tutti gli amici del Radicchio, alla Proloco di Scorzè. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronaca trevigiana, e poi parleremo ancora di Radicchio, ma soprattutto di Rio San Martino. A tra poco. Taglio del nastro a Vittorio Veneto per il primo ufficio commerciale di Ascotrade. Il gruppo leader in Veneto nella vendita di gas ed energia elettrica prosegue la sua sfida ai grandi competitor del mercato energetico con la costituzione del primo ufficio commerciale esclusivo. Una scelta motivata dall'obiettivo di ampliare la propria clientela a partire da un segmento di mercato esterno al circuito della rete, il territorio comunale di Vittorio Veneto. Ai nostri microfoni il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin. Primo ufficio commerciale Ascotrade in un territorio trevigiano, in un territorio di conquista, per noi significa un fuorirete, è un territorio dove possiamo conquistare 10.000 nuovi clienti tra il domestico e le partite IVA. E sarà il primo di una serie di uffici che apriremo a breve. Soddisfazione da parte del gruppo Ascopiave che attraverso le parole del direttore finanziario Roberto Gumirato saluta il nuovo ufficio di Vittorio Veneto. È sempre stato uno degli obiettivi sui quali volevamo indirizzare lo sviluppo strategico della vendita assieme a Treviso, assieme ad Oderzo e a Montebelluna, gli altri grandi comuni della marca trevigiana che non fanno parte della compagine dell'azionariato di Ascopiave. Per i cittadini un'opportunità in più per il rifornimento di gas, energia elettrica e fotovoltaico, afferma l'assessore comunale Miatto. Vittorio Veneto oggi vive una bella giornata con questa apertura di un ufficio di Ascotrade proprio perché si va in questa direzione, cioè si offre ai cittadini un'opportunità in più per l'approvvigionamento energetico. Un nuovo ufficio dal design giovane e dinamico realizzato in materiale eco-compatibile. Questa è l'immagine con cui Ascotrade si presenta al nuovo mercato di Vittorio. Questo è il messaggio ai residenti da parte del presidente Busolin. Venite con noi, le tariffe sono assolutamente competitive, ma soprattutto essere cliente Ascotrade significa tornare ai comuni di residenza i dividendi che annualmente vengono rilasciati dalla capogruppo, da Ascopiave, a favore dei comuni, i quali potranno reinvestirli nel proprio territorio per opere pubbliche. Questo non accade con tutte le altre compagnie che non sono assolutamente presenti nel territorio trevigiano. Ascotrade, un'azienda vicina al territorio che garantisce un rapporto esclusivo e trasparente con il consumatore. Diffidate pertanto da quelle società che millantano accordi con Ascotrade, ammonisce il presidente Busolin. Ascotrade non ha accordi con nessuna società né locale né nazionale, che i nostri venditori, i nostri account sono formati da Ascotrade e ci presentiamo con il nostro biglietto da visita quando andiamo nelle case, ma soprattutto quando telefoniamo prevalentemente ci presentiamo come azienda con il nome e il cognome. Se ci sono dubbi da parte dei potenziali clienti io li invito a chiamare il nostro numero verde 800 383800 per denunciare questi tentativi di truffa. E rientriamo allora in questo studio ideale dedicato alla festa del radicchio di Rio San Martino e vogliamo parlare appunto di radicchio IGP con il presidente del consorzio di tutela Paolo Manzana. Buona giornata. Spieghiamo un po' a chi ci guarda da casa. Il radicchio di Treviso Tardivo ha un disciplinare che dice che può essere raccolto dai campi dopo il 1° novembre se ci sono state poi 2 brinate. Sì, esattamente. Questo prevede il disciplinare dal 1° di novembre e dopo aver appunto subito 2 brinate. Un disciplinare molto rigoroso su questo, non solo su questo, ma è rigoroso su tutto il sistema di coltivazione del radicchio. Ed è per questo che il radicchio di Treviso IGP, il variegato di Castelfranco IGP, possono essere, hanno una tutela maggiore. Certamente tutela maggiore, ma diciamo che quando questo cespo enorme di radicchio viene colto dal campo, il radicchio tardivo non è commestibile, perché lì comincia una seconda vita. Viene preso e portato verso la fase di imbianchimento. Moltissimi anche nel territorio non sanno che i procedimenti sono di più per il tardivo, perché raccogliamo il prodotto in campo, viene mondato dalle foglie esterne, quelle che hanno subito dei danneggiamenti,
viene legato in mazzi e messo con il piede nell'acqua di Risorgiva, la stessa acqua purissima che noi mettiamo in bottiglia e poi beviamo. Quindi il cuoricino, perché c'è un cuoricino ancora del radicchio in quel momento, comincia una seconda vita, no? Un germoglio che cresce piano piano per diventare quello che noi conosciamo come radicchio. Se mi consenti una battuta, io dico che il radicchio viene imbrogliato perché quell'acqua di Risorgiva a temperatura diciamo di 14-15 gradi consente al radicchio di pensare che sia arrivata la primavera e rigermina. Quel cuoricino che ne esce è quello che noi poi andiamo a consumare nelle tavole, non sicuramente il prodotto raccolto in campo che non è commestibile. Scegliete sempre radicchio rosso di Treviso, ma che deve avere la parola IGP, che è quella la garanzia per il consumatore. Sì, esattamente, la parola IGP, ma il consumatore deve scegliere il vero radicchio di Treviso IGP e variegato di Castelfranco, che ha il nome radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco. Gli altri radicchi che non subiscono il controllo del disciplinare possono essere solo chiamati radicchio, punto. Paolo Manzan, grazie di questo intervento, noi ci gustiamo un servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni e vi parliamo anche di un altro frutto di questa terra molto particolare che potrebbe sorprendere qualcuno di voi dal punto di vista che proprio in questa terra viene coltivato. A tra poco. L'unione tra imprenditori e lavoratori fa la forza, soprattutto contro la crisi. Questo è lo spirito con cui Un'Industria Treviso, nel convegno Imprese e Lavoro alleati per competere, ha voluto approfondire un'iniziativa di welfare aziendale, sino ad oggi adottata da un ristretto numero di grandi imprese. Un progetto inserito all'interno del programma dell'associazione Fare Insieme 2012, che propone un approccio contrattuale innovativo pronto a coinvolgere imprese di uno stesso settore o di una stessa filiera, e a dare origine a tutta una serie di vantaggi per le stesse imprese dipendenti, come spiega il presidente di Un'Industria Treviso, Alessandro Vardanega. Quello che noi oggi presentiamo è un lavoro che abbiamo svolto in questi 12 mesi, dal convegno ultimo che abbiamo fatto nel mese di ottobre del 2010. Devo dire che è stato fatto un grande lavoro, perché questo lavoro si è fondato proprio sul coraggio di rischiare anche di rischiare il nuovo. Quello che proponiamo è un modello di relazioni industriali che vada a valorizzare anche tutte quelle componenti che possono aiutare i nostri collaboratori ad avere più beni, a poter accedere a più beni e più servizi. È quello che noi chiamiamo il welfare aziendale, che però andiamo a declinare su un piano squisitamente territoriale. Quindi nella sostanza la nostra associazione stipulerà tutta una serie di convenzioni con soggetti capaci di dare beni, capaci di fornire servizi ai nostri collaboratori, perché questo ci consente di utilizzare tutte quelle possibilità di decontribuzione e di defiscalizzazione dei beni che diamo ai nostri collaboratori, e quindi i nostri collaboratori riescono a portare a casa un maggior potere di acquisto. Negoziazioni commerciali con società assicurative, con fondi sanitari e con la grande distribuzione. Sono solo alcuni degli aspetti sui quali Un'Industria sta lavorando con la collaborazione delle sigle sindacali. Un rapporto proficuo, come spiega Franco Lorenzon, segretario provinciale di CISL Treviso. Noi stiamo facendo da 2 o 3 anni una interlocuzione con gli imprenditori volta a rafforzare la capacità competitiva delle imprese. In cambio chiediamo 2 cose: una continuità nei posti di lavoro e non riduzione del personale, ma una salvaguardia dei posti di lavoro nel tempo, e poi un incremento dei salari, perché non c'è alcun dubbio che in questo periodo hanno perso molto del loro potere d'acquisto. Soddisfatto anche il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, che ha chiuso i lavori del convegno. Sono davvero fiducioso che un'intesa di questo tipo, ancor più importante nel momento in cui si sta rivelando unanime, possa favorire lo sviluppo e l'occupazione nel nostro territorio. Cominciamo da questo frutto della terra, perché la festa del radicchio di Rio San Martino non è solo radicchio, ma parla anche appunto di altri frutti che questo territorio sa donare, in questo caso la batata in italiano, ma meglio conosciuta come patata dolce americana. Allora, Elfio e Severino Zugno, e Zugno per noi è un cognome importante perché abbiamo nel cuore ovviamente la figura di Iginio, che è stato un po' il cuore di questa mostra del radicchio qui a Rio San Martino e della strada del radicchio. Allora Elfio, vogliamo ricordare ovviamente velocemente Iginio. Senti, Iginio è partito 30 anni fa con una piccola mostra in centro di Rio San Martino, che avevano ancora i sassi, la polvere.
e man mano nel passare degli anni, promuovendo questo prodotto, anche gli agricoltori si accorgevano che avevano una remunerazione anche per poter vivere, diciamo, per guadagnare un qualcosa. Cultura, come si dice, specializzata. Promuovendo queste mostre abbiamo riscontrato che anche i produttori stessi vogliono sempre più migliorare la qualità e la bontà di questo prodotto, grazie anche a queste mostre e impegno di chi vuole portarle avanti. Qui a Rio San Martino non solo la mostra che ha 30 anni del radicchio precoce IGP, ma anche altre 2 categorie. Sì, allora c'è il precoce e poi c'è il tardivo diciamo precoce, che è un po' un incrocio di, e poi c'è il tardivo vero e proprio invernale. E la mostra poi della patata americana arrivata ai 20 anni e la mostra del biologico. Ho detto bene? Sì, allora il biologico ha 20 anni, la patata americana un po' meno. I produttori della patata americana sono quasi tutti da Rio San Martino, salvo qualcuno esterno, una grossa parte, perché probabilmente il terreno, che so altro, dà, perché la patata americana già da un terreno a un altro cambia il gusto, cambia il grado zuccherino. Riguardo il discorso della patata americana vorrei aggiungere che stiamo premendo perché vogliamo riuscire a fare un IGP anche della patata dolce americana di Rio San Martino o di Scorzè. Noi siamo arrivati davvero alla conclusione. Cronache Trevigiane tornerà la prossima settimana, stesso orario e stessa televisione. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.